Un processo di riallineamento fra la società che viviamo e le innovazioni generate dalle nuove tecnologie digitali. Nasce da qui l'ASPAL, l'Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro. Un ponte fra la vecchia logica delle politiche passive e la nuova prospettiva di un'occupazione da costruire. Le politiche passive sono state quindi un percorso nel periodo di crisi della Sardegna in cui pagavamo i disoccupati per stare a casa. Questo è il punto di partenza. Quindi le politiche attive ancora di più una regione dove l'industrializzazione è colata a picco e quindi grandi numeri di disoccupati hanno rappresentato per noi non solo un progetto ma un obiettivo di medio-lungo periodo. Oggi le politiche attive per il lavoro sono una risposta concreta per ricercare nuove opportunità lavorative. Un percorso che l'ASPAL porta avanti su diversi assi: riconversione professionale, riallineamento con le nuove competenze digitali, formazione. La formazione è la prima politica attiva del lavoro, è difficile anche questo farlo capire, se ne è abusato, abbiamo fatto della formazione forse non a fine, ma dalla formazione si arriva e si riparte sempre. Il ruolo della formazione nel mercato del lavoro oggi non significa solo fare nuovi corsi di formazione, ma certificare le competenze che uno ha, perché la certificazione di quello che uno sa fare è la base della ricerca del mercato del lavoro. Questo significa riscrivere una grammatica del lavoro diversa, adeguate all'offerta e un aggiornamento continuo con le nuove esigenze del mercato del lavoro. Le nuove competenze oggi non sono solo quelle specifiche sulla linea professionale dedicata, ma sono anche quelle trasversali, che ci permettono di avere una occupabilità in più campi e un curriculum appetibile in diversi settori. Quindi la soluzione è avere delle competenze digitali e competenze trasversali che ti facciano stare a passo coi tempi. Quello che contraddistingue questa sfida è sicuramente una cosa: la motivazione e la voglia di fare qualcosa per chi ne ha bisogno. Fai ripartire il video. Cambiare, evolvere, trasformare. Parte da queste sfide oggi il tema del lavoro in Sardegna. Un processo di riallineamento fra la società che viviamo e le innovazioni generate dalle nuove tecnologie digitali. Nasce da qui l'ASPAL, l'Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro. Un ponte fra la vecchia logica delle politiche passive e la nuova prospettiva di un'occupazione da costruire. Le politiche passive sono state quindi un percorso nel periodo di crisi della Sardegna in cui pagavamo i disoccupati per stare a casa. Questo è il punto di partenza. Quindi le politiche attive ancora di più una regione dove l'industrializzazione è colata a picco e quindi grandi numeri di disoccupati hanno rappresentato per noi non solo un progetto, ma un obiettivo di medio-lungo periodo. Oggi le politiche attive per il lavoro sono una risposta concreta per ricercare nuove opportunità lavorative. Un percorso che l'ASPAL porta avanti su diversi assi: riconversione professionale, riallineamento con le nuove competenze digitali, formazione. La formazione è la prima politica attiva del lavoro, è difficile anche questo farlo capire, se ne è abusato, abbiamo fatto della formazione forse non a fine, ma dalla formazione si arriva e si riparte sempre. Il ruolo della formazione nel mercato del lavoro oggi non significa solo fare nuovi corsi di formazione, ma certificare le competenze che uno ha, perché la certificazione di quello che uno sa fare è la base della ricerca del mercato del lavoro. Questo significa riscrivere una grammatica del lavoro diversa dal passato. Non più l'attesa o l'assistenzialismo, ma un approccio dinamico e intraprendente.
Un sistema dove la persona diventa artefice del suo lavoro, presente e futuro, con competenze adeguate all'offerta e un aggiornamento continuo con le nuove esigenze del mercato del lavoro. Le nuove competenze oggi non sono solo quelle specifiche sulla linea, diciamo, professionale e dedicata, ma sono anche quelle trasversali, che ci permettono di avere una occupabilità in più campi e un curriculum appetibile in diversi settori. Quindi la soluzione è avere delle competenze digitali e competenze trasversali che ti facciano stare a passo coi tempi. Quello che contraddistingue questa sfida è sicuramente una cosa, la motivazione e la voglia di fare qualcosa per chi ne ha bisogno. Prego. Il Sardinian Job Day è il primo evento dedicato ai servizi e alle politiche. Abbiamo risolto contemporaneamente in 10 minuti. Possiamo iniziare finalmente, grazie anche per la vostra cortesia, la vostra pazienza e anche ai nostri ospiti che sono stati fuori in attesa per qualche minuto di troppo. Ma adesso ci siamo pronti, il video funziona, abbiamo delle cose da farvi mostrare, quindi dovevamo riparare alcune questioni tecniche. Chiediamo allora al nostro sindaco di poter iniziare i lavori. Buongiorno a tutti, buongiorno. Massimo Zedda. Buongiorno a tutti, benvenuti a Cagliari. Un saluto in particolar modo alle ragazze e ai ragazzi, ai tanti, anche non solo più ragazze e ragazzi, anche a coloro che hanno capelli bianchi, soprattutto in particolare a coloro che vengono da realtà più distanti della Sardegna, dei tanti che vengono dal resto della nostra splendida isola. Un saluto e un benvenuto a Cagliari al Ministro Poletti. Bentornato. Una bella iniziativa, ricordo la prima edizione, una sala più piccola, una partecipazione importante per la prima edizione. Oggi la fiera non riesce a contenere le persone che sono giunte in occasione di questa splendida e interessante iniziativa promossa dalla Regione. Ringrazio la Regione Sardegna, ringrazio la Presidenza, l'assessorato regionale al lavoro, l'Agenzia, vedo tanti dei protagonisti e degli animatori di queste giornate. Intercettare l'offerta e collegare tanti che cercano occasioni di lavoro con le tante aziende presenti in Sardegna e non solo in Sardegna. Un'occasione molto importante in relazione anche al fatto che si svolge questa edizione a inizio anno e in prospettiva anche rispetto alle tante aziende che operano nel settore turistico. È indubbiamente un momento fondamentale per la ricerca di personale e quindi un in bocca al lupo alle tante ragazze e tanti ragazzi, a tanti di voi che stanno cercando occasioni di lavoro e ai tanti che stanno facendo la fila per i tanti colloqui negli sportelli organizzati nella Fiera della Sardegna. Il lavoro, termino il mio saluto, ma perché non si riduca a un semplice saluto di benvenuto e di buona giornata e buon lavoro a tutti, buone giornate. Il lavoro è un elemento fondamentale, ricorre quest'anno l'anniversario della Costituzione italiana che recita che la Repubblica è fondata sul lavoro, occasioni di lavoro da creare, su questo ci sentiamo tutti impegnati. Lo dico perché è giusto anche riconoscere i meriti. Per la prima volta il Governo apre le possibilità che erano negate fino a qualche mese fa di poter colmare i pensionamenti anche nel pubblico impiego col 100% delle sostituzioni. Il Comune di Cagliari, grazie a uno sforzo complesso di pulizia del bilancio, di eliminazione non solo degli sprechi ma anche della spesa superflua, nei prossimi 3 anni avrà una capacità di assunzione a fronte del passato che prevedeva 100 pensionamenti, 20 assunzioni, perché aveva risorse e capacità nell'organigramma di poter assumere, nella pianta organica. A partire da quest'anno, per i prossimi 3 anni, a fronte di 143 pensionamenti, avrà una capacità di assunzione di 144 persone. E cioè non è la soluzione al problema, ma iniziamo ad aggredire uno dei temi che ha determinato
un problema per tutte le amministrazioni pubbliche in Italia. Si parla tanto di burocrazia, siamo arrivati al paradosso di non aver più burocrati. E quando si devono sbloccare le pratiche, quando si deve lavorare dall'edilizia privata ad altri settori, è indispensabile che ci siano tecnici, professionisti, ingegneri, solo per fare un esempio, che sbloccando quelle pratiche determinano un posto di lavoro in più all'esterno. E quindi su questo siamo impegnati. Buona giornata a tutti, buon lavoro e un in bocca al lupo ai tanti sardi che cercano occasioni di lavoro. Grazie. Grazie a Massimo Zedda, al sindaco. E a questo punto, l'abbiamo visto prima nel video, noi abbiamo in questi giorni organizzato molte cose, ma soprattutto questo momento di incontro tra alcune migliaia di candidati che sono già stati preselezionati, quindi questa è una mattina un po' complicata anche per questo, perché dobbiamo gestire anche le file, fare in modo che non ci sia troppa attesa, perché abbiamo centinaia di posti di lavoro e centinaia di imprese. Massimo Temussi, l'abbiamo visto prima nel video, eccolo qua, è il direttore generale dell'agenzia. Buongiorno a tutti, benvenuti a Job Day. E ci dirà alcune cose rispetto all'andamento del mercato del lavoro, a occuparsi direttamente di gestione del mercato del lavoro. Insomma, lascio la parola a Massimo. Buongiorno, benvenuti a tutti. Il mio ruolo è quello di darvi due numeri sul mercato del lavoro e di dire anche due cose sull'ASPAL, perché in realtà oggi noi rappresentiamo quello che avviene tutti i giorni nei centri per l'impiego, è uno spaccato della vita reale, quindi come dico il Job Day non è oggi, è tutti i giorni e vi invito ad andare ai centri per l'impiego. In base a questo, due cose sul Job Day. Perché nasce il Job Day? Non è un incontro domanda offerta di lavoro solo, in realtà il nostro lavoro è una piramide rovesciata, cerchiamo di dare un servizio a chi non riesce a fare un colloquio. Oggi sono oltre 10.000 le persone che hanno accesso al colloquio e noi lavoriamo invece per tutti quelli che non riescono ad avere un colloquio, per spiegare perché è necessario avere degli strumenti sul mercato del lavoro che oggi sono fondamentali per fare in modo che uno acceda a una reale opportunità di lavoro. Quindi lavorare sui nuovi paradigmi dell'attivazione per avere inclusione massima, e con l'innovazione digitale è sempre più difficile. Per questo il Job Day è cresciuto nei numeri. Oggi insomma, è la prima vera edizione dell'Agenzia alle Politiche Attive del Lavoro. Questo evento è stato totalmente realizzato dal nostro personale dei centri per l'impiego di tutta la Sardegna, proprio per dire che cosa realmente facciamo ogni giorno e che cosa dobbiamo fare nel futuro, perché il nostro lavoro si sta modificando molto velocemente. Quindi colloqui, convegni, seminari, non solo colloqui di lavoro, ma che cosa è importante fare al Job Day? Ascoltare e dare un messaggio chiaro di cos'è un'attivazione al lavoro e del percorso da seguire per essere attivi nel mercato del lavoro. Questo è il vero motivo di fare un evento di questa portata, che sta crescendo, c'è molto entusiasmo, non siamo riusciti a accontentare tutte le imprese, che erano tantissime, però l'obiettivo non era quello di massimizzare, ma di farvi uno spaccato di quello che succede fra domande e offerte di lavoro e fra tutte le istituzioni molto importanti, università, enti di formazione, che a vario titolo lavorano per creare posti di lavoro. Importante anche la presenza dei paesi stranieri, ne parlerò più tardi. Allora, il mercato del lavoro in Sardegna, lo dico questo Ministro, affrontiamo con molta umiltà questi dati positivi sul lavoro, perché in realtà il lavoro da fare è tantissimo, non sono certo risolti i nostri problemi del lavoro, però la Sardegna lo fa con umiltà ma anche con la forza di alcuni numeri. Il tasso di attività è in crescita. È in crescita sicuramente rispetto allo scorso anno, le forze lavoro sono in crescita, è quasi il doppio della media italiana anche rispetto alle regioni di centro-sud. Questo è un dato positivo ed è un dato obiettivo. C'è un picco minimo degli inattivi, quindi anche questo è frutto del lavoro che si è fatto. Sempre più cerchiamo di attivare i soggetti a recarsi nel centro per l'impiego e spiegare qual è il percorso di attivazione. La disoccupazione insomma, è il problema reale di tutti, le rassegne stampa sono piene di problemi sulla disoccupazione, però è in diminuzione. Anche questa è in diminuzione, siamo al 14,1 attestato sui dati tendenziali del 2017, che è un anno che su alcuni settori ci ha dato grandi opportunità di lavoro. L'occupazione è in crescita, il dato importante che voglio sottolineare per le donne è il triplo degli uomini, quindi anche su questo è frutto di politiche specifiche fatte col Fondo Sociale Europeo per tutti quei soggetti che vengono definiti a rischio di esclusione sociale, in particolar modo sulle donne. E quindi anche il tasso di occupazione per fortuna è in crescita. Questi numeri, vi dico molto sinceramente,
noi li accogliamo come numeri solo per capire dove dobbiamo ancora andare, non sono numeri che ci fanno risultare in nessun modo, ma ci dicono che il lavoro da fare è ancora tantissimo e lo stiamo facendo, però è chiaro che questi sono dati certificati, reali, di quello che succede nell'economia della Sardegna che è successo nell'economia della Sardegna nel 2017. Per quanto riguarda il sistema circolare, ecco, questo rappresenta il vero job day, perché rispetto a non c'è lavoro, no? Vi posso assicurare che in assoluto non è vero. C'è una percentuale incredibile nell'Unione Europea, 40% dei profili professionali che le aziende chiedono non ci sono. Quindi non è vero in assoluto che non c'è lavoro, il problema è che, ho rubato 2 frasi al Ministro, fare per imparare e imparare per fare, questo è l'assioma che stiamo cercando di studiare e si fa fra scuola, ITS, università, lavoro e anche fra lavoro e lavoro. Chi perde il lavoro e ci vuole rientrare ha necessità di politiche attive, in primis la formazione. Ecco perché oggi vedete università, enti di formazione che a pieno titolo lavorano assieme a noi per dare le risposte e anche per riposizionare la loro offerta su quello che serve alle imprese. Su questo che cosa stiamo facendo? Da quest'anno partiamo con una nuova linea di attività. Abbiamo lasciato le imprese per troppo tempo sole, ci saranno i nostri operatori specializzati che escono dagli uffici e vanno impresa per impresa ad ascoltare cosa serve alle imprese in termini di formazione e di assunzione. E questo è, uno sconvolgimento di fronte rispetto al passato, quindi non è un lavoro solo di front office o di back office, ma siamo attivi, andiamo noi a cercare di capire come il territorio e come gli imprenditori possono essere aiutati anche con opportunità di incentivi che peraltro sono tanti in questo momento. Le iniziative dell'ASPAL sono tante, abbiamo tanti progetti di taglio comunitario, tirocini, flexicurity, non li posso dire tutti, ma sicuramente le politiche attive non sono solo regionali o nazionali, ma sono internazionali. Ecco perché oggi vedete presenti 11 paesi comunitari e 9 centri per l'impiego qua. Su questo noi stiamo lavorando anche in un confronto attivo diretto, facendo anche progetti congiunti, sfruttando le grandi opportunità della Commissione europea su questo. Servizi del futuro, e così chiudo. Del futuro del presente, dobbiamo lavorare ancora tanto sulla professionalizzazione. I nostri operatori ce la stanno mettendo tutta, abbiamo reperito risorse importanti dal Fondo Sociale Europeo per professionalizzarci ulteriormente e stare al passo coi tempi. Molto è innovazione digitale, l'ho detto la scorsa volta, nella scorsa edizione che era neanche la metà di questa, 53.000 curriculum, 30.000 li abbiamo scartati nella prima mezz'ora, per farvi capire cos'è l'impatto dell'innovazione digitale oggi sulla ricerca del lavoro. Su questi numeri ci dobbiamo confrontare, dobbiamo studiare ancora tanto e stiamo cercando di farlo per darvi un servizio coerente e una reale opportunità di lavoro. Grazie. Allora, grazie Massimo, io mi siedo perché così facciamo un po' questa chiacchierata, prendiamo anche qualche spunto perché i dati sono molto interessanti, ma la Sardegna ha qualcosa di particolare perché credo sia una regione che si è allineata molto al resto del paese, costituisce quasi un po' una media di quello che sta accadendo nel bene o il male nel nostro paese. Lo vediamo, c'è un aumento dell'occupazione, ma c'è ovviamente insieme all'aumento degli occupati anche un aumento delle persone poi che si mettono in moto, si alzano dal divano e incominciano un po' a vedersi intorno, a cercare e magari anche a rendersi conto di non avere quelle cose che vanno fatte, ci sono alcune cose che possono migliorare, ma quali sono un po' state le tendenze in questi mesi dell'occupazione italiana, Ministro? Buongiorno a tutti. Naturalmente l'occupazione del nostro Paese, che è stata colpita pesantemente da una crisi grave, perché noi abbiamo perso 1 milione di posti di lavoro in pochi anni e quindi abbiamo dovuto invertire una tendenza. E come posso dire, basta la scuola guida a insegnarci che quando stai andando indietro non è che puoi passare dalla retromarcia alla quarta. Quindi un'Italia che stava andando indietro ha dovuto smettere di andare indietro, poi mettere la prima, la seconda, la terza, la quarta. Funziona così. E quindi in Italia l'arretramento si è bloccato in Sardegna. Poi è cominciata una ripresa che deve accelerare in termini di velocità e di efficacia. Questo è quello che sta succedendo. Noi dobbiamo fare in modo il problema. Se c'è qualcuno che racconta che con una legge si risolve questo problema, vi sta dicendo una balla. Questo è fuori discussione. Queste cose qui si fanno lavorando insieme. L'università, la scuola,
le imprese, le organizzazioni dei lavoratori, la regione, lo Stato, le istituzioni, i centri per l'impiego, le agenzie. Cioè c'è un grande mondo che deve, come posso dire, mettersi sulla lunghezza d'onda della costruzione di percorsi, che vuol dire, dal mio punto di vista, primo, sapere. Abbiamo bisogno di lavorare a migliorare la conoscenza. Però sapere non basta, bisogna sapere e saper fare, perché quando sai una cosa la devi applicare alla realtà, e quindi se la sai ma non la sai fare è come se tu non la sapessi. Quindi bisogna sapere e saper fare. Poi non basta neanche sapere e saper fare, bisogna anche saper essere, perché se sai una cosa, la sai fare, poi la devi fare insieme agli altri, la devi fare in un contesto, in una comunità, in un'azienda, insieme delle altre persone. C'è un lavoro di team, c'è un lavoro di gruppo, c'è bisogno di prendersi una responsabilità, quindi c'è una complessità che va affrontata. Io credo che questo sia il tema vero: costruire una capacità di lavorare insieme, una condivisione dell'obiettivo, e poi ognuno fa il pezzo che gli tocca. Il centro per l'impiego fa il centro per l'impiego, l'impresa deve fare gli investimenti, perché se non cresce l'economia, se non crescono le imprese, se non ci sono gli investimenti, noi possiamo fare anche una ottima legge sul lavoro, ma se poi il lavoro non c'è, tu di una buona legge non te ne fai un granché. Quindi devi avere una spinta alla dimensione della crescita economica e una spinta alla crescita delle opportunità di lavoro. Questo è quello che vogliamo fare. Qui oggi ho visto, a me fa molto piacere, come posso dire, una rappresentazione concreta del fatto che le cose si possono fare. Un minuto per una cosa che a me ha fatto grandissimo piacere. Girando ho incontrato un banchetto dove c'erano 2 o 3 signore che stavano lavorando, e gli ho chiesto cosa fate, e mi hanno spiegato che stavano collegando il tema del reddito, ma anche il lavoro. Se vuoi fare la lotta alla povertà, la prima cosa che devi fare è cercare di dargli un'occupazione, ma nella nostra organizzazione chi si occupa del sociale sta in un ufficio, chi si occupa del lavoro sta in un altro ufficio. Vi pare una cosa normale? A me no, a me pare poco saggio. E avere trovato una persona, perché è stato organizzato in questo modo, un lavoro che dice: noi combattiamo la povertà attraverso il lavoro, e quindi io mi occupo di lotta alla povertà, ma lo faccio stando in un centro per l'impiego, è una grande notizia, perché in questo paese questa cosa qui, che è banale da raccontare, non siamo mai stati capaci di farla e non abbiamo neanche mai provato a farla. Bene, io dico, oggi vado a casa di qui, contento e soddisfatto per le cose che ho visto, poi c'è sempre un sacco di lavoro da fare e da domani mattina si continua a farlo, però con la percezione chiara che queste idee che ci andiamo raccontando da tempo cominciano a diventare realtà. C'è un posto qui a Cagliari dove quello che Poletti racconta tutte le sere, tutti i giorni, dove va a discutere: dobbiamo far stare insieme la lotta alla povertà con la ricerca del lavoro, dobbiamo far stare insieme garanzia giovani, i problemi dei NEET con le politiche della formazione. L'Italia è un paese dei silos, la sanità con la sanità, il lavoro col lavoro, la scuola con la scuola. Se queste cose non le facciamo stare insieme, perdiamo un sacco di energie. Bene, io sono contento perché oggi qui ho visto tanti di questi pezzi lavorare insieme. Io credo che sia un bel esempio ed è un bene che queste cose succedono, perché dimostrano che le cose si possono fare. Perché un altro dei grandi problemi che abbiamo è quello della fiducia, la convinzione che non si può fare niente. Io tutte le volte che parlo di una cosa trovo della gente che mi dice: ma ministro, non si può fare. Sinceramente comincio a essere stanco di questa idea che non si può fare. Io sono convinto invece che si può fare, e il fatto che oggi siamo qui e c'è questa situazione banalmente una cosa la dice: si può fare, l'avete fatto, quindi evidentemente si può fare. Quindi complimenti, grazie alla regione che ha organizzato questa cosa e all'agenzia che la sta facendo, perché ci aiuta a dimostrare che le politiche che raccontiamo non sono sogni di un ministro o cose che scriviamo in dei testi, ma sono delle cose che concretamente producono dei risultati. Grazie. Grazie Ministro. Presidente Pigliero, il Ministro ci dice una cosa che, un po' non sono le leggi e a volte non sono neanche gli incentivi che creano poi il lavoro che rimane, sono invece le politiche, soprattutto con lo sforzo di tenere insieme le politiche per la formazione, per lo sviluppo, per il lavoro. Altrimenti succede una cosa che ahimè accade, cioè che ci siano figure professionali, mestieri difficilmente reperibili, cioè che ci siano
tanti ragazzi che cercano un'occupazione e che non hanno sviluppato quelle competenze richieste dal mercato del lavoro, e che ci siano aziende, le troviamo ahimè anche in Sardegna, ma è un dato italiano, circa il 25%, che fanno fatica a trovare i mestieri reperibili. Questo è poi il lavoro in realtà che quando si realizza resta sul territorio. La Regione Sardegna in questi mesi sta avviando nuove attività, c'è una programmazione, ci sono politiche che vanno in questo senso, se ce ne vuole un po' descrivere. Sì, intanto direi che la descrizione migliore è quella che vediamo oggi, che tutti quanti abbiamo visto oggi e che vedremo domani, cioè un grande ambiente. Io credo che dovrebbe diventare quasi quotidiano, magari usando, come dire, gli strumenti digitali, non possiamo stare tutto il tempo qui perché altrimenti poi alla fine non lavorerebbe nessuno. Però abbiamo molto bisogno di generalizzare quello che succede oggi, e oggi succede esattamente la cosa fondamentale, che in particolare moltissimi giovani, migliaia di giovani, ma non solo giovani, sono qua presenti con centinaia di aziende per fare la cosa fondamentale: parlarsi, capire se c'è distanza, trovare il modo di colmarla quella distanza. Questo è il punto essenziale. È fondamentale che moltissimi giovani oggi, mentre sono magari ancora a scuola, capiscano che si può stare a scuola in modo molto attivo, pensando anche al lavoro che verrà, con la consapevolezza di qual è la maggiore probabilità di trovare lavoro. Questo è il punto. Molto spesso le imprese non hanno tutte le informazioni, non sanno che ci sono giovani con certe, che ci sono lavoratori, magari disoccupati, con certe caratteristiche che sarebbero utilissime per loro. Ci sono giovani che devono decidere dove fare l'investimento in istruzione e in competenze, che ancora sono incerti perché non hanno un'idea molto chiara di cosa c'è là fuori. Quindi quello che facciamo oggi ha un valore immateriale ma assolutamente fondamentale. Dicevo, ecco, che aiutandoci con le piattaforme digitali questa cosa possiamo farla diventare veramente un luogo virtuale ma in realtà molto molto reale, molto concreto. Dico sempre che i 10 lavori più richiesti oggi 10 anni fa non esistevano, quindi siamo in un momento di grande cambiamento e dobbiamo lavorare tantissimo per non sprecare nemmeno un'occasione, per dare a tutti la consapevolezza, alle imprese di quali competenze abbiamo già e ai giovani di quali competenze invece mancano, e se le acquisissero potrebbero ottenere lavoro. Quindi giornate come queste. Poi l'altra cosa che facciamo, che abbiamo fatto per la verità, e mi pare che il Ministro in varie occasioni l'ha sottolineato, abbiamo fatto 4 anni fa, e ringrazio l'assessorato al lavoro, una scelta molto coraggiosa e l'agenzia, perché abbiamo deciso, l'avevamo detto in campagna elettorale per la verità, che non si può fare nulla se non si hanno dei centri per l'impiego che funzionino. Cioè un disoccupato deve sapere, o anche un giovane che vuole entrare nel mercato del lavoro, deve sapere a quale sportello bussare, perché altrimenti rimane a casa incerto e non si muove, non diventa attivo. Quindi la cosa fondamentale era avere dei centri per l'impiego che funzionassero. Li abbiamo presi e li abbiamo portati in regione per avere una regia unica, per far sì che i servizi erogati fossero omogenei in tutto il territorio, per far sì che dovunque qualcuno nasca in Sardegna sa che non troppo lontano da dove è nato avrà la porta superata la quale ha tutte le informazioni professionalmente alte per essere orientati, per capire quello che si può fare, per capire quali sono le imprese che cercano, quali sono le competenze che sono appunto le più gettonate e così via. È una cosa un po' forse tecnica da dire, ma sia chiaro, senza la riforma che abbiamo fatto per i centri per l'impiego oggi non potremo fare quello che stiamo facendo e domani faremo fatica a prendere tutte le informazioni di oggi e a cercare di trasformarle in lavoro, risentendo le imprese, sentendo ancora e incoraggiando ulteriormente chi ha fatto domanda per cercare lavoro, eccetera. Tutto un lavoro molto complesso che non si esaurisce oggi, ma che ha bisogno di professionisti che siano in grado di gestirlo. Questo è un altro punto fondamentale. Poi ci sono un sacco di altre cose che facciamo, voglio soltanto dire una cosa: abbiamo sempre gestito il lavoro, che è la cosa davvero più importante di tutti, ma non solo il lavoro, con una idea di voler superare il ragionamento per silos, lo ha citato adesso il Ministro, e sappiamo che è il grande rischio della pubblica amministrazione. Noi abbiamo creato da subito tavoli per la programmazione integrata, per mettere insieme nelle stesse stanze tutti gli assessori, tutti i dirigenti che stanno affrontando un certo problema, per esempio la disoccupazione, che per combattere la disoccupazione ci vuole chi si occupa di aiutare le imprese a creare lavoro,
che spesso non è l'assessorato al lavoro, ma magari l'assessorato alla programmazione o all'industria. Poi c'è naturalmente chi fa le politiche specifiche per aiutare i disoccupati a orientarsi, a acquisire competenze, ed è l'assessorato al lavoro e le agenzie. Bene, se si lavora per silos non si va, lo diceva benissimo il Ministro, non si va da nessuna parte. Noi abbiamo lavorato mettendo tutti insieme, programmando insieme gli interventi, collegando tutti questi pezzi, permettetemi, ne parliamo magari dopo, collegando anche l'assessorato alla istruzione, perché non si può parlare di opportunità di lavoro se si esce deboli dalla scuola, se si è vittima di quel terribile fenomeno che è la dispersione scolastica, che definisce un futuro di probabilissima disoccupazione. Quindi in quel tavolo naturalmente c'è anche la scuola, l'università e così via. Tutti insieme, ognuno portando il proprio contributo, si affronta un problema molto complicato, che è quello di creare lavoro in questi tempi così complessi. Grazie Presidente, perché in realtà lo diciamo anche ai nostri amici, al Ministro Poletti e al Presidente dell'ANPAL del Conte, questa è una regione che va un po' attenzionata, perché per diversi motivi è riuscita ad anticipare alcune scelte di fondo che, siccome funzionano e non le abbiamo esattamente in tutte le regioni, insomma vanno un po' considerate. La prima decisione è quella di dotarsi di un braccio operativo molto operativo. L'assessorato e la Presidenza hanno come riferimento, l'abbiamo visto, l'ASPAL, l'agenzia regionale che gestisce, coordina e cerca anche di intervenire per migliorare i servizi per l'impiego pubblici e ovviamente anche rispetto poi al sistema dei servizi privati accreditati. Ora, questo è un po' un punto, perché dobbiamo trovare lavoro, sapendo che spesso chi cerca lavoro non è in condizione di trovarlo perché non ne ha le caratteristiche e le competenze. Lo chiedo al professor Del Conte, che è il presidente dell'ANPAL, cioè diciamo, la casa madre dell'agenzia nazionale, che è stata una delle novità introdotte dal Jobs Act 2 anni fa, che non ha i centri per l'impiego perché sono di competenza regionale, ma tra l'altro ha il compito di essere braccio operativo del Ministero per fare in modo che ci siano servizi, prestazioni, strumenti a disposizione più o meno uguali su tutto il territorio nazionale. Cosa state facendo? Cosa si può fare? Perché credo che ci siano state anche delle novità in finanziaria rispetto al rafforzamento dei servizi e al rapporto anche tra la scuola e il lavoro. Ci sono alcune novità. Sì, grazie. Io innanzitutto vorrei parlare direttamente ai ragazzi. Ce ne sono tanti qui, io sono un professore, mi piace interloquire con i ragazzi e vedo in questa sala riproporsi il tradizionale fenomeno per cui i ragazzi sono sempre in fondo, mentre mi sarebbe piaciuto vederli in prima fila. Però vi becco lo stesso, anche se siete un po' nascosti, e vi faccio una domanda. Cioè, voi adesso state studiando, è chiaro che quando uno studia è concentrato su interrogazione, verifica, è concentrato alla promozione, poi arriva la maturità e poi voi vi farete una domanda: ma come faccio a trovare un lavoro? Questa è una domanda fondamentale e sicuramente implicitamente nella vostra testa avrete una risposta: ma mi aiuterà un amico, mi aiuterà papà, mi aiuterà lo zio, speriamo di conoscere qualcuno che ha il compito istituzionale di dare a voi questa risposta. Cioè, quando voi uscite, completate il vostro percorso di studio, dovete avere in testa dove recarvi fisicamente per porre la domanda: bene, mi sono formato, sono pronto, adesso mi dite dove posso lavorare? È stato detto da tutti, centri per l'impiego, strutture che coordinandosi fra di loro abbiano la capacità di intercettare le richieste delle imprese, le richieste delle istituzioni. Oggi abbiamo sentito il sindaco dire che ci saranno 140 nuove assunzioni, ma devono essere notizie che circolano fra tutti, non soltanto ovviamente le 140 assunzioni del sindaco. Voi dovete essere in grado in tempo reale di sapere quali sono le offerte di lavoro e deve essere possibile che ci sia una struttura che queste informazioni ve le trasmette, una struttura che abbia anche un volto umano. È fondamentale
avere dei portali, dei siti internet, magari delle app nelle quali si possono scaricare le offerte di lavoro, ma è anche fondamentale poter parlare fisicamente con delle persone. Allora io credo che il lavoro che stiamo facendo è esattamente questo, cioè ricostruire un po' quella che noi chiamiamo la filiera, un termine un po' strano, cioè il filo rosso che congiunge il mondo della scuola con il mondo del lavoro. Naturalmente non ci dimentichiamo di quelli che poi a un certo punto lungo la loro carriera lo perdono il lavoro e che hanno bisogno di ritrovarlo. Ma oggi io vorrei dedicare la mia attenzione proprio a questo, cioè al filo rosso che deve continuamente essere un filo di salvataggio per chi dalla scuola deve a un certo punto entrare nel mondo del lavoro. Prima il Ministro ci ricordava come l'ingresso nel mondo del lavoro è la chiave fondamentale per sconfiggere non solo la povertà, ma per realizzare la propria persona. E ce lo ricordava anche il Presidente Pigliaru, la dispersione scolastica, termine un po' asettico con il quale noi chiamiamo sostanzialmente chi non ce la fa negli studi, abbandona la scuola, è un problema che diventa drammatico, non soltanto perché poi non si trova lavoro, ma anche perché non ci si realizza come persone. Allora cosa stiamo facendo? Noi stiamo mettendo in piedi per esempio un'azione di rafforzamento proprio sull'alternanza della scuola-lavoro. Quanti di voi ragazzi avranno vissuto questa esperienza un po' con fastidio? Diciamocelo. Oppure con delusione, magari vi eravate fatti un sacco di aspettative e non siete stati soddisfatti. Noi vogliamo che ogni esperienza di scuola-lavoro sia un'esperienza bella, un'esperienza che raccontate in famiglia, che raccontate ai vostri amici, un momento che vi ha arricchito, che vi ha fatto conoscere un mondo che sui banchi di scuola non si trova. E c'è qualche novità in questo? Noi abbiamo messo in piedi una rete di tutor per le scuole che fanno proprio questo mestiere, cioè aiutano le scuole a incontrare le imprese. Banale? Apparentemente, in realtà la chiave per rendere il percorso di alternanza coerente con quello che state facendo, con quello che state studiando, che sia appunto allineato alle vostre aspettative. C'è in legge di bilancio un fortissimo incentivo per l'assunzione dei giovani, strutturale, lo diventerà per sempre, anzi è già diventato dal 1° gennaio, un incentivo, cioè le imprese hanno convenienza economica ad assumere i giovani, sì, ma non basta, è un insieme di pezzi. Funziona se poi le imprese sanno dove andarli a trovare questi giovani. Prima il direttore Temusi ci ha detto che in Europa il 40% delle professionalità non si riescono a trovare, cioè è un paradosso, ma come? C'è tutto questo livello di disoccupazione e le imprese non sanno dove andare a trovare le professionalità. Allora forse bisogna raccordare un po' il mondo della formazione forse con il mondo perché delle le imprese imprese. cercano professionalità e non persone, quindi bisogna... Esattamente, ma noi dobbiamo costruire le persone che portano professionalità. Guardate che voi nel mondo del lavoro porterete innanzitutto voi stessi, lo diceva benissimo prima il Ministro, essere oltre che saper fare, porterete voi stessi con dietro il vostro tesoretto di formazione di competenza. Ma chi vi insegna a voi? Chi vi dice a voi che cosa studiare? Dove formarvi? Allora, primo consiglio, cercateli questi servizi per il lavoro, cercateli su internet, ma cercateli sul vostro territorio. Il Presidente prima ci ha detto come sia stata fatta una importantissima operazione in Sardegna, in realtà in tutta Italia, di organizzazione dei centri per l'impiego, riorganizzazione, dotazione finanziaria, dotazione di persone. Quindi ripartiamo da qui, cercateli, siate informati e soprattutto, se avete la domanda dove trovo il posto di lavoro, non lasciatela senza risposta. Perché se vedo un po' quello che accade, per esempio mi rendo conto del fatto che in Italia ci sono circa 20 province che hanno un livello di occupati superiore a quello della Germania e 20 province che hanno invece un livello di occupati inferiore a quello della Spagna o della Grecia. E dico, ma in che cavolo di paese vivo da questo punto di vista? C'è, credo, anche qualche problema
del ministro quando va a interagire con i suoi colleghi all'estero, dice vabbè, mi relaziono col tedesco, mi relaziono con il greco. È un problema che in realtà indebolisce il nostro paese. E poi è quello che stavamo dicendo. Comunque, dappertutto c'è la necessità di ripensare, di ricostruire, di accelerare con queste riforme, perché altrimenti rischiamo di avere un aumento della gente che cerca lavoro contestualmente ad un aumento delle imprese che cercano lavoratori. Ma a livello nazionale, le politiche che avete, le risorse che avete, ecco, che strada stanno facendo per fare in modo che quantomeno ci sia un paese un po' più compatto da questo punto di vista, fatte salve le competenze regionali, perché abbiamo visto che qui in Sardegna tutto sommato le valorizzano. Sì, ma questo è un dato storico. Il nostro paese ha una storia, che è una storia sociale, che è una storia delle istituzioni, ma che è una storia dell'economia. Quindi sappiamo che abbiamo delle aree dove c'è stato un grande sviluppo dell'industria, altre aree del nostro paese dove l'industria non si è sviluppata nella stessa maniera. Abbiamo condizioni a fare in modo che ogni area, ogni territorio abbia il massimo delle opportunità possibili. Quindi bisogna fare, io credo, fondamentalmente due cose. Ci sono delle politiche generali che debbono valere per tutti, così come dobbiamo garantire ad ogni cittadino lo stesso tipo di trattamento sulla salute. Cioè non è che se stai in un paese piuttosto che in un altro, in un posto piuttosto che in un altro, hai diritto ad avere la salute tutelata in maniera diversa. Sei un cittadino italiano, hai diritto ad avere la tutela della salute. Sei un cittadino italiano, hai diritto ad avere l'istruzione. Sei un cittadino italiano, hai diritto ad avere i servizi per il lavoro. Questo bisogna averlo dappertutto. Poi ci sono i contesti che sono diversi, le dimensioni dell'economia, la tipologia di economia, e lì servono delle politiche capaci di guardare a quella realtà. Le politiche nazionali da questo punto di vista si sono mosse, direi, su due grandi orizzonti. Da una parte una scelta di sostenere l'innovazione. Industria 4.0 è l'esempio da questo punto di vista. Noi siamo un grande paese che ha una grande storia manifatturiera, e la manifattura non è solo l'industria meccanica, la manifattura è tutta quella capacità che abbiamo di trasformare delle materie prime in prodotti che vanno in tutto il mondo, che siano pere o mele piuttosto che cuoio che diventa scarpe o tessuti che diventano abiti, o piuttosto meccanica che ti fanno fare la Lamborghini piuttosto che la Ferrari, o non lo dice nessuno, io lo ripeto tutti i giorni, l'Italia è il secondo paese in Europa per produzione di farmaci. Siamo a 2 centimetri dalla Germania, non vedo l'ora di poter dire che abbiamo recuperato quei 2 centimetri e che siamo il primo paese produttore di farmaci in Europa. E produrre farmaci non è una cosa banale, è una cosa complicata, delicata, e se siamo i secondi produttori europei di farmaci vuol dire che siamo capaci di farle quelle cose lì. Quindi noi abbiamo bisogno di fare in modo che il nostro apparato produttivo sia il più innovativo, cioè usi al meglio tutto ciò che la scienza e la conoscenza ci consegnano. Va di moda, ma credo che sia del tutto doveroso, il tema della digitalizzazione, che è, come posso dire, un modo di pensare, prima ancora che una tecnologia, una strumentazione, l'automazione, tutte le cose che conosciamo. Abbiamo bisogno di crescere da questo punto di vista, ma faccio un esempio elementare. Come diavolo è potuto accadere che il primo piano per la banda larga e ultralarga in questo paese l'abbiamo fatto 2 anni fa? Beh, come facciamo noi a pensare di essere il più grande paese manifatturiero, quinta, sesta, settima potenza mondiale in chiave economica, e c'è la rete che è il cellulare che abbiamo in tasca e non abbiamo una infrastruttura che ci consenta di collegarci? Ma se uno conosce questo mondo dice: ma scusa, se io ho un'impresa meccanica oggi non si va là col martello e l'incudine, oggi hanno dei centri di lavoro. Io ieri l'altro ero a Empoli, o ieri, non mi ricordo più, mi sono perso una settimana, ieri l'altro, ero a Empoli, sono andato in un'aziendina perché ha 40-50 dipendenti, quindi non un'aziendona, mi ha mostrato una macchina automatica che sostituisce il torno, la fresa, la lesatrice, che ha 100 utensili, cioè ha 100 attrezzi che se li cambia da soli e li usa per lavorare un pezzo di ferro. Prima ci volevano 100 persone con 100 capacità, con 100 storie, con 100 intuizioni. Adesso c'è
quella macchina lì non la guidi di lì, gli scarichi il progetto dal Giappone piuttosto che dalla Cina, piuttosto che dalla Germania. Se hai un'infrastruttura che non regge quella situazione, quella macchina che costa 750.000 euro si ferma, e se hai una macchina che costa 750.000 euro e si ferma, hai un bel problema. Allora, noi possiamo essere l'avanguardia anche nella manifattura se abbiamo un'infrastruttura digitale adeguata, quindi bisogna investire lì. Ho citato questo come esempio di investimento che va fatto dappertutto, cioè va fatto, come posso dire, dal primo all'ultimo paese di questo luogo di questo paese. Poi abbiamo fatto un intervento specifico per il Sud, con politiche di attivazione finalizzate ad intervenire rispetto a quei territori che hanno degli elementi di maggiore fragilità, maggiore debolezza, e cerchiamo di farlo coerentemente con le condizioni di quei posti. Se hai un luogo vocato al turismo, è ragionevole aiutare il turismo, non piazzargli un petrolchimico in mezzo alla spiaggia, perché non è una cosa particolarmente furba. Quindi oggi devi lavorare in questa direzione, devi trasformare anche delle situazioni che voi conoscete bene e meglio di me, e quindi dobbiamo essere capaci di aderire alla pelle del nostro paese, che vuol dire politiche specifiche. Qui abbiamo bisogno delle regioni, qui abbiamo bisogno dei territori, qui abbiamo bisogno di quelli che stanno vicino alla realtà e ci aiutano a fare questa scelta. Io penso che le politiche che abbiamo fatto abbiano un po' questa caratteristica ed essenzialmente abbiano questa volontà di mettere dentro al sistema economico del nostro paese sempre più conoscenza, sempre più sapere, sempre più formazione, perché noi non possiamo rincorrere paesi che hanno costo del lavoro molto basso. Non ce la faremo mai a competere con quelli che pagano 300 euro al mese di stipendi. Non è la nostra strada. Se pensiamo di rincorrere riducendo i costi e in particolare maltrattando il lavoro, questa è la peggiore delle strade che possiamo percorrere. Perderemo dopo aver maltrattato il lavoro. Dobbiamo fare esattamente l'opposto. Noi dobbiamo provare a vincere qualificando il nostro apparato produttivo, che vuol dire competenze, sapere, formazione, ricerca, innovazione, investimenti su questo versante. Questo è quello che dobbiamo fare, questo è quello che stiamo facendo, e su questo si innesca la cosa di cui parliamo oggi e la situazione che abbiamo, che è quella del lavoro, delle competenze e della relazione tra la scuola, l'istruzione, il lavoro. È banale dirlo, è complicato da fare, perché veniamo da una storia che non è questa, per cui ogni ente, per citarne uno e finisco, ogni ente nel nostro paese ha il proprio sistema informativo, quindi i miei computer parlano solo con i miei computer. Se stai nella provincia di fianco e cerchi un ingegnere, io non riesco a trovarlo perché il mio sistema informatico parla solo con quelli della mia provincia. E insomma, allora non sarà più così in Sardegna, ma ho dei pezzi d'Italia dove è ancora così. Stiamo provando a cambiarli, a mettere in piedi una interoperabilità, cioè la capacità di lavorare insieme. Però significa investire, significa metterci dei soldi, del tempo, della volontà, superare degli ostacoli. È un lavoro grosso da fare. Quindi, come posso dire, queste cose si possono guardare da due punti di vista. Quello negativo della serie non c'è niente da fare, abbiamo un sacco di problemi e non sappiamo come fare, e quello positivo che dice abbiamo un mucchio di posto e un mucchio di lavoro da fare, quindi abbiamo una grande opportunità di miglioramento, perché siamo questo paese e abbiamo tanti spazi per fare meglio. Quindi io sono appunto convinto che questo messaggio di fiducia vada dato, proprio perché questo paese questa possibilità ce l'ha, e le cose che stiamo facendo ci dimostrano che se le fai i risultati arrivano. Io colgo questa frase del Ministro rilanciando un tema, perché ho letto qualche tempo fa il Fondo Monetario Internazionale che dice che l'Italia è forse il paese al mondo, questa è una buona notizia, che ha le maggiori potenzialità, ma è anche uno dei paesi che non riesce a tirarle fuori ovunque come dovrebbe, anche perché l'Italia ha una caratteristica, no? Non riusciamo a trasformarle. Abbiamo delle province nella stessa regione, per esempio, no? Che hanno un grande business sul turismo, e altre magari che hanno luoghi altrettanto belli che non riescono da questo punto di vista a trasformare tutto questo in opportunità. Ci diceva il Ministro che servono delle infrastrutture intanto di riferimento, fisiche, i trasporti,
poi digitali, sempre di più immateriali. Una regione a mio parere emblematica, forse perché ci lavoro e la conosco, è anche la Sardegna, perché la Sardegna, io la vedo su tante cose, hanno proprio, i territori hanno dei dati che non sono del tutto omogenei, e c'è anche una diversità poi di identità economica che la regione deve tenere insieme con politiche e con strumenti adeguati. Abbiamo visto con l'ASPAL quello che si sta facendo sul fronte delle infrastrutture del lavoro, ma ovviamente credo che ci siano anche altri interventi importanti in questo senso. Sì, assolutamente sì. Naturalmente qui dentro tutti conosciamo la Sardegna e sappiamo che la Sardegna ha aree con vocazioni diverse, molto differenziate. Per la verità questo vale dappertutto. Noi parliamo di spopolamento in Sardegna, della zona interna della Sardegna, che è un punto molto importante. Poi capita di leggere su riviste internazionali che un problema non troppo diverso c'è la Germania rispetto ai Länder dell'Est, o il Giappone rispetto al fatto che tutti vogliono andare a vivere a Tokyo. Quindi sono problemi complessi, noi abbiamo la nostra quota a parte di questi problemi e cerchiamo di affrontarli. Allora, si affrontano esattamente col tema che è il titolo di queste giornate: lavoro. Si spopola dove non c'è lavoro, e quindi il problema, torniamo al punto essenziale: come creare lavoro, e aggiungiamoci anche come distribuirlo, come avere lavoro anche dove fa più fatica a nascere spontaneamente. Allora, fatemi dire 3 cose velocissime. Numero 1, io spero che, certo che alla fine di queste giornate quel 40% di competenze che oggi non sono coperte siano conosciute da tutti noi, da tutte le scuole del Regno, da tutti i giovani che vivono qui. Cioè noi da domani cominciamo a pubblicare esattamente quali sono le posizioni per le quali, se uno avesse quella competenza, avrebbe altissima probabilità di trovare lavoro. Questo è uno dei valori aggiunti di giornate come queste. Dire 40% a livello europeo è generico, dire che oggi a Cagliari le imprese hanno cercato quel tipo di lavoro e non l'hanno trovato, da domani deve essere dominio pubblico, perché questo è un bene pubblico, un'informazione fondamentale per tutti noi, per chi è a scuola, per chi sta cercando attivamente lavoro e per le imprese. Questo è il primo punto. Una cosa devo dire, perché anche i giovani presenti devono saperlo, penso che lo si sappia, però anche in Sardegna oggi chi ha una formazione in informatica, laurea, non è questo il punto, chi ha una formazione in informatica ha una probabilità di trovare lavoro altissima. Appunto, in quei 40% di competenze che non sono presenti, scommetto, ci saranno molte lavori, competenze digitali. Noi oggi sentiamo imprese nel digitale che fanno fatica a trovare tutte le persone di cui hanno bisogno. Quindi questo è un primo punto. Dobbiamo incrementare molto la nostra competenza digitale e invitare tutti, scuole e giovani, a uscire con una competenza molto alta e molto articolata. Mi piace dire che un paio di mesi fa sono stato in una scuola non lontana da qui, anzi in un plesso scolastico in cui c'erano molte scuole a Capoterra, quindi non lontano da qui, dove bambine e bambini di 6-7 anni stavano cominciando a lavorare nella scuola sulla programmazione di computer, sul coding, sul affrontare problemi in sequenza e risolverli. Ovviamente giocavano, ma nel giocare stavano sfruttando la logica della programmazione, quindi quella cosa che poi diventa sempre più cultura digitale. Lo stiamo facendo perché col programma iScola, che ha mosso qualcosa come, Ministro, 300 milioni di euro, in parte per mettere in sicurezza le scuole, in parte per disegnare scuole più adatte a una nuova didattica, in parte per aiutare a creare laboratori nel quale da subito questa nuova didattica si faccia. E allora a Capoterra bambine e bambini di 6-7 anni erano lì che facevano cose che erano impensabili, ma che invece sono fondamentali per il loro futuro. Ci tengo a dire anche che prima una giornalista mi ha fatto una domanda molto intelligente, mi ha detto: ma come, qui parliamo tutti di digitale, però poi ci sono anche i giovani che tornano in agricoltura, è una contraddizione? No, il contrario. L'agricoltura di oggi ha molto bisogno di digitale, ha un enorme bisogno di precisione, di usare la tecnologia per liberarsi dalle
come dire, oscillazioni per esempio meteorologiche, per essere molto più forti attraverso la tecnologia nell'affrontare la prossima annata in cui pioverà pochissimo, come è successo quest'anno, per avere prodotti che magari vanno nel mercato come anticipazioni invece di andare quando il prezzo del prodotto è sceso, perché tutti in quel momento producono quel bene. Abbiamo un enorme spazio nel quale la tecnologia può rendere molto più moderna, molto più capace di creare reddito dignitoso e lavoro in agricoltura attraverso la tecnologia, e quindi ogni investimento in quella direzione è utile dovunque, solo su una diffusione del turismo, anche quello aiuterà, ma bisogna anche aiutarsi da soli facendo molto bene le cose di cui stiamo parlando. Voglio dire l'ultima cosa. Oggi qui è pieno di giovani, ce ne sono in file troppo lunghe, stiamo anche cercando di sveltire le file perché siamo un po' travolti dal successo della giornata e non dobbiamo fare perdere tempo a nessuno, e quindi abbiamo dato anche indicazioni di come sveltire le file. Ma quello che mi interessa è che ci sono un sacco di giovani e che noi abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile che è pericolosissimo, è un problema in sé, perché sono giovani che non trovano lavoro, è un problema enorme per il futuro, perché quel giovane che non trova lavoro sarà il primo ad andare via dalla Sardegna a cercare lavoro altrove, e la Sardegna in questo modo perde futuro e perde speranza, non ce lo possiamo permettere. Quindi noi, grazie al grande lavoro fatto dall'assessorato al bilancio, da tutti gli assessorati insieme, lavorando appunto non per silos ma tutti quanti insieme, abbiamo, grazie anche al Consiglio regionale, la nostra maggioranza, abbiamo approvato nei tempi giusti finalmente la legge finanziaria, e che quindi porterà soldi molto prima del solito alla società e all'economia della Sardegna, ma permettetemi di dire che non solo arriveranno soldi in senso generale per le imprese, per i servizi sociali, ma c'è dentro un pacchetto fondamentale, il cui titolo è Lavoras, quindi lavoro al centro di tutto. Sono 128 milioni, che parlando un po' col Ministro sembrava una cifra non particolarmente piccola per una regione, quindi una cifra enorme, i 300 milioni per la scuola, ora i 128 milioni per il lavoro, perché siamo consapevoli che dobbiamo fare investimenti ancora maggiori di quelli che abbiamo fatto fino adesso. Tra pochi giorni, tra poche settimane, presenteremo in dettaglio il programma che ci permetterà di spendere in modo serio questi 128 milioni. Lasciamo i dettagli, ci saranno certamente anche dei cantieri di lavoro, perché ci sono interventi che dobbiamo fare anche nel breve periodo. Faremo dei cantieri pensando a creare lavoro subito, ma a lasciare delle cose utili per tutti nel futuro. Con il sindaco Zedda abbiamo parlato della possibilità, per esempio, di avere persone che vengono assunte in un cantiere per migliorare i catasti, per digitalizzare tutta la pubblica amministrazione, quindi una cosa che poi lascerà un servizio migliore definitivamente per i cittadini. Quindi anche gli interventi più di breve periodo, come può essere un cantiere di lavoro, poi lascerà delle cose permanenti positive. Questo è il primo punto, e su questo vedremo, penso che riusciremo a mobilitare almeno 4.000 posti di lavoro in più da questo punto di vista. E poi abbiamo altri soldi invece per sussidiare, per aiutarli, per incoraggiare le imprese ad assumere lavoratori in generale e, permettetemi di dire, giovani in particolare, per il problema che dicevo prima. Esiste un'ottima politica nazionale che dice: se un imprenditore nel sud, se nel 2018 assumi un giovane, avrai, e non solo un giovane, avrai una decontribuzione del 100%, cioè sostanzialmente per un anno non pagherai 8.000 euro, quindi è un sussidio di 8.000 euro, è già una cosa importante. Bene, noi che abbiamo più disoccupazione abbiamo il dovere di dire che se questa cosa funziona per altre regioni, da noi deve funzionare di più. E noi ci mettiamo altri 3 o 4.000 euro, non possiamo mettercene di più, se no arriva l'Europa e ci dice aiuto di Stato, non si può fare. Metteremo tutto quello che è possibile mettere, siamo tra i 3 e i 4.000 euro, per incoraggiare ulteriormente le imprese a fare la scommessa oggi. Vogliamo poter dire alle imprese: non è mai stato così conveniente negli ultimi molti anni, non è mai stato così conveniente assumere un giovane. Assumiti la responsabilità di assumere un giovane, di tenerlo in Sardegna. Se mancano le competenze, pagheremo la formazione, faremo l'inferno perché migliaia di giovani vengono assunti nel 2018, ognuno facendo la sua parte. Noi mettiamo le risorse e mettiamo le regole, stiamo facendo tutto il possibile perché questo avvenga
oggi, non in un futuro lontano, ma avvenga oggi, perché ogni giovane che perdiamo, che emigra, rischiamo di aver perso un pezzo della nostra ricchezza, non ce lo possiamo permettere. Nei prossimi giorni, credo domani, manderemo una lettera appello alle imprese. Ci sono 4.000 tirocini in questo momento, le imprese hanno 4.000 spesso giovani con cui stanno lavorando. Sono sicuro che un sacco di imprese hanno visto giovani bravissimi e vorrebbero assumerli. Magari hanno timidezza, non sanno come va la crisi, non sanno se stiamo uscendo, credo di sì, definitivamente dalla crisi, hanno ancora qualche incertezza e noi vogliamo aiutarli ad essere più coraggiosi e lo possiamo fare dando un sussidio molto importante. Alla fine un'impresa sarda che assuma un giovane nel 2018 avrà uno sconto sui propri costi di 11-12 mila euro. In più siamo pronti a mettere tutta la formazione che è necessaria per colmare eventuali carenze di competenze. Ci crediamo, vogliamo farlo e lo faremo a cominciare da oggi. Grazie. Allora questa segniamocela perché è una notizia, quindi c'è, oltre all'incentivo strutturale definito dalla legge per l'assunzione, c'è un bonus ulteriore perché assume i tirocinanti e i giovani che rimangono in Sardegna e c'è la possibilità con dei voucher di adeguare le competenze a quello che è richiesto al mercato del lavoro. Maurizio Del Conte in questi mesi sta anche ripartendo con delle novità il programma Garanzia Giovani, che ha rimesso un po' i nostri NEET, i nostri ragazzi che non stanno facendo nulla, cioè non stanno né studiando né lavorando sul mercato del lavoro. Qual è la riflessione che avete fatto? Io ho visto che abbiamo 2 milioni di NEET, dei quali 1,2 milioni si sono iscritti, quindi comunque si sono alzati dal divano, sono andati a cercare dei riferimenti. Questo che cosa vi ha fatto incontrare e quali sono gli interventi che adesso si stanno avviando? Sì, permettetemi una battuta. Oggi avete la rappresentazione di come Stato, Agenzia Nazionale e Regione lavorino insieme. Il Presidente Pigliaru vi ha parlato di questa misura degli 8.000 euro di incentivo. Questi 8.000 euro sono fatti per la metà dall'incentivo strutturale dello Stato, per la metà da un incentivo che mette ANPAL sui fondi europei di cui tante volte si dice non vengono spesi. Noi li abbiamo spesi tutti, abbiamo creato nel solo 2017 quasi 200.000 posti di lavoro fra Sud e le istituzioni si parlano e lavorano, e lavorano naturalmente in particolare per i giovani, lo abbiamo detto tante volte. Garanzia Giovani è un piano straordinario per far alzare dal divano, mettiamola così, secondo una formula che è stata molto, molto diffusa da un libro, Gli sdraiati. I ragazzi che in realtà probabilmente sul divano ci sono arrivati perché non avevano alternative. Tant'è vero che quando gli è stata data l'opportunità di attivarsi si sono attivati, perché guardate che iscriversi a Garanzia Giovani non è che arriva la mamma che ti iscrive, o arriva la scuola o arriva un tutore che ti prende e ti iscrive di ufficio. Bisogna che siate voi per fortuna siete studenti per cui non siete in attiva, ma siano i vostri amici che se ne stanno a casa che si diano questa mossa di iscriversi al programma. Io credo che Garanzia Giovani, il dato che ha ricordato prima Benini è abbastanza significativo, abbia veramente dato una possibilità a 1.200.000 ragazzi di cambiare lo status da inattivi ad attivi. Ci sono stati un sacco di problemi, ci sono tante cose da migliorare, e una delle cose che appunto è stata tenuta in considerazione l'aver rinvestito nuovamente in questa seconda fase di Garanzia Giovani sia un segnale forte. Innanzitutto di questo dobbiamo ringraziare il Ministro che ci ha creduto dall'inizio fino veramente alla fine e che si è battuto in Europa per ottenere il rifinanziamento di tutti gli stati già coinvolti dal programma di Garanzia Giovani. Alcuni aggiustamenti, per esempio sono importanti, io credo, i tirocini, poi anche qui si è cercato di buttare via il bambino con l'acqua sporca
perché ci sono stati anche casi di abuso di tirocinio. Però non c'è dubbio che noi dobbiamo spostare le misure, e quindi anche per i giovani, sempre più verso il lavoro vero, il contratto di lavoro, e quindi investire molto e quindi incentivare molto le forme cosiddette di apprendistato duale. E torno al discorso che facevo all'inizio. Guardate che apprendistato è una bella parola, non è una brutta parola, anche qui cerchiamo di capire bene il senso delle cose. L'apprendistato vuol dire che io studio, ma intanto lavoro, e quel pezzo di lavoro che sto facendo mi vale ai fini del conseguimento del titolo di studio. Sto parlando appunto dell'apprendistato duale, cosiddetto primo e terzo livello, non andiamo troppo nel tecnico. Vuol dire che un pezzo del programma di studi è il lavoro, e questo lo si vede plasticamente, visivamente, in alcuni studi che sono stati fatti sui tempi di disoccupazione nei paesi che hanno sistemi duali, appunto così, di accompagnamento dallo studio al lavoro, rispetto a quelli che non hanno questo tipo di sistema. Bene, coincidono perfettamente nella mappa dell'Europa. Se voi vedeste questo grafico, vedreste perfetta coincidenza fra i paesi che hanno il sistema duale e i paesi che hanno il più basso tasso di disoccupazione giovanile, ok? Perché sono quelli che hanno costruito programmi simili alle azioni che poi sono state messe in piedi con Garanzia Giovani in modo strutturale. Io sono convinto che questa seconda fase di Garanzia Giovani servirà soprattutto per lasciare permanentemente nel nostro Paese un sistema di misure che vanno dall'autoimpiego, che vanno appunto favorire periodi di incontro fra studenti e il mondo dell'impresa, cioè un sistema struttura, perché di ciò si parla, cultura di catturare il giovane fin quando è nel percorso scolastico e aprirgli la prospettiva di una professione allineata con quello che è la richiesta del mercato del lavoro. Allora, completiamo un po' queste riflessioni restituendo un po' la palla al Ministro Poletti. Io vorrei intanto darvi un po' di informazione, perché dov'è il lavoro italiano? Bene, noi siamo il paese al mondo che ha un record che tra l'altro nessuno conosce. Sui 5.000 beni prodotti e venduti nel mondo, noi siamo al vertice di ben 900 di questi prodotti. E questa è una grande notizia. Poi però, se uno va a vedere quali sono questi prodotti, sono le borse di pelle, il rubinetto, la forchetta, i freni degli aerei, gli yacht, l'olio d'oliva, sono cose fortemente specialistiche. Al tempo stesso i nostri ragazzi, quando incontrano i loro colleghi tedeschi o americani, che cosa gli si dice? Che noi studiamo tantissimo, loro studiano tantissimo sui libri. E all'estero magari invece, oltre che studiare sui libri, c'è quel senso pratico, quell'attività pratica che è poi quella che ti permette di avere la voglia di metterti e il coraggio di metterti in proprio, cosa di cui abbiamo un gran bisogno. Nazionale per portare i nostri ragazzi a entrare in una bottega dove si fa la borsa di pelle, entrare in un'azienda agricola dove si fa l'olio, dove si fanno quelle cose, credetemi, che al mondo vogliono comprare, perché noi abbiamo 150 miliardi di euro di attivo nella nostra bilancia commerciale grazie a queste cose che i nostri ragazzi devono continuare a fare. Ma ho provato di descriverlo prima. Io credo che qui ci sia un ritardo del nostro paese. Noi troppo a lungo abbiamo pensato di mantenere delle sfere separate. La scuola, l'istruzione badava a sé, badava a portarti al diploma o alla laurea, ma non aveva una forte connessione con la dimensione economica, la dimensione delle imprese. C'era una sorta di paura di mettere in contatto le cose, come se far dialogare un'impresa con un'università fosse un dramma, succedesse chissà che. Devo dire che lo sforzo che abbiamo fatto in questi anni sta producendo il suo risultato. Adesso sta diventando normale che una scuola dialoghi con un'industria.
gli ITS nostra, per esempio. Gli istituti tecnici superiori, che hanno esattamente la natura di essere l'incrocio tra competenze, università, aziende. E però guardate che questa idea non è ancora fino in fondo accolta, perché c'è sempre la preoccupazione che se la scuola, se l'istruzione, se l'università sta troppo vicina alla dimensione economica in questa relazione, io credo che questa sia una differenza che va superata. Bisogna lavorare perché ognuno possa fare bene il proprio mestiere. È una banalità, però ognuno deve fare la parte che gli compete. Quindi abbiamo bisogno sempre di conoscenza, di sapere, ma abbiamo bisogno di saper fare, abbiamo bisogno di esperienza. Noi siamo le nostre relazioni, ognuno di noi si definisce nelle relazioni con gli altri. Quindi io credo che questo sia lo sforzo che dobbiamo fare. Lo facciamo con l'alternanza scuola-lavoro, la facciamo con la formazione duale, la facciamo anche qui accettando l'idea che anche l'orientamento scolastico deve in qualche modo, tra virgolette, evolvere. Abbiamo una sorta di logica secca che dice: fai le scuole medie, sei bravo, fai il liceo, sei così così, fai il tecnico, sei un po' meno che così così, fai il professionale. Provate a pensarci. Il lavoro manuale, secondo questa logica, è quello che vale di meno. Quindi nessuno poi fa quelle cose di cui stavo dicendo prima. No, ma c'è dietro un ragionamento sciocco, perché l'idea che se fai delle cose con le mani sei meno intelligente. Voi avete mai visto delle mani che funzionano scollegate al cervello? No, io no. Io penso che fai delle belle cose con le mani se sei tanto intelligente, se hai tanta intuizione, se hai tanta fantasia, se hai tanta competenza, se hai tante capacità. Perché se c'hai davanti un barachino che funziona da solo e clicchi con un dito, non c'hai bisogno di essere tanto intelligente. Ma se devi costruire una cosa dove c'è dentro dell'immaginazione, le scarpe per le grandi griffe, Valentino piuttosto che gli esperti che selezionavano le pelli 10 anni fa prendevano una pelle e la tastavano con le dita, poi dicevano questa è buona, taglia qui, e c'era uno che con un cutter faceva il giro e ritagliava il pezzo di pelle buona per fare la scarpa. Adesso questa cosa la fa una macchina dove metti sotto la pelle e accende dei puntini rossi, verdi, gialli, blu, ma ci vuole sempre uno intelligente che guarda quella cosa e dice alla macchina con un mouse taglia lì, perché quella è la parte buona. Lì ci vuole uno che ha tanta cultura, tanta intelligenza, ma c'ha tanta mano, c'ha tanta capacità di capire quelle cose. Noi dobbiamo smetterla di immaginare che allora se faccio un mestiere sono meno nel mondo ai MasterChef di casa nostra. Benissimo, ma quello è un mestiere. Cucinare, preparare dei cibi, fare delle cose è un mestiere. Guardate che quel mestiere c'era anche prima, si chiamava cuoco, ma quando si chiamava cuoco forse non era così attraente. Adesso che si chiama chef è diventato più attraente, ma è un mestiere, si fa con le mani, si sta davanti ai fornelli, si sceglie la carne giusta, si sceglie il pesce giusto. Perché è bello scegliere il pesce giusto e non è bello scegliere la pelle per fare le scarpe giuste? Perché non è bello mettere le mani su un pezzo di ferro e far venire fuori una componente che va a fare il cambio della Ferrari? Ci vuole un meccanico a fare quella cosa lì, non è che ci vuole chissà che. Cioè, oggi la fabbrica è diversa da ieri. Oggi la meccanica è fisica, è elettronica, è informatica, è dinamica, è oleodinamica. Se venite a fare un giro con me vi faccio vedere queste aziende che sono delle meraviglie. Vieni via di lì e dici ma cavolo che gente in gamba che c'è lì. Ma quelli hanno fatto l'istituto tecnico industriale, non sono chissà che e chissà chi. E quando andavano a scuola, quelli che hanno fatto l'orientamento hanno detto siccome non sono geni li mandiamo lì. Sbagliato. Bisogna provare ad immaginare che le competenze tecniche, che le competenze scientifiche, che il sapere si applicano poi alla personalità di ognuno. E quindi è bello studiare scienze umanistiche, come è bello
studiare fisica, matematica, piuttosto che meccanica, piuttosto che altro. Ecco, allora io voglio dire questo, andiamo avanti su questa strada, facciamo tutto quello che possiamo perché le esperienze che si maturano nei diversi contesti, prima di tutto la scuola, ma poi l'impresa, ma poi la vita. Io concludo con questa osservazione, guardate, io conosco tante persone che fanno di mestiere la ricerca e la selezione del personale e chiacchiero con loro per capire cosa cercano, cosa si aspettano. Guardate, la sintesi finale di tutte queste chiacchierate è: Ministro, io quando ho davanti un giovane cerco di capire chi è e di capire cosa sa. Quindi essere e sapere sono la componente essenziale che orienta chi ti sceglie. Quindi è bene che tu sappia un sacco di cose, ma è altrettanto importante che tu abbia la tua vita, che abbia le tue relazioni, che tu faccia delle esperienze, che tu ti sperimenti, che tu riesci a fare delle cose e può succedere che quella cosa funziona e può succedere che non funziona. Guardate che gli errori sono un pezzo della nostra vita, l'esperienza si chiama così perché fai delle cose che vanno e delle cose che non vanno. Quindi io, se vi posso fare un invito, è questo: provateci, sperimentatevi, andate a vedere quello che c'è da vedere, siate curiosi. Se succede che non infilate la strada giusta al primo giro, sarà un bene trovare il secondo o provare il secondo. Io credo che questa sia la fase che viviamo adesso. Ci sono meno certezze, ma forse ci sono più opportunità. Abbiamo più strumenti da mettere in campo. Se siamo capaci di stare in relazione con questa fase della storia, che appunto ci mette di fronte tanti stimoli, tante opportunità, io credo che ci sarà, come posso dire, una possibilità per tutti, e questo è l'augurio che io vi voglio fare. Bene, grazie al Ministro. Domani qua a quest'ora affronteremo proprio il tema del rapporto tra intelligenza digitale e intelligenza manuale, perché è esattamente quello che ha a che vedere con la nostra storia, con il Made in Italy. Grazie davvero a voi, anche perché avete avuto la giusta da fare, dimostrando grazie a tutti. Grazie.